Questa è l'emodinamica, è la recente donazione fatta dagli Amici del Cuore. Si tratta di un'apparecchiatura di ultima generazione in grado di eseguire tutte le procedure diagnostiche e interventistiche in ambito cardiovascolare. In particolare è fornita di software particolari che ci consentono, ad esempio la perfusion del piede diabetico, di valutare il risultato di una rivascolarizzazione del piede in pazienti con malattia. E il primario di cardiologia di Venezia in persona introduce in reparto spiegando il funzionamento del nuovo rivoluzionario angiografo. Stiamo parlando di tutta tecnologia non mini-invasiva. Ecco, il termine mini-invasiva, cioè noi entriamo attraverso una puntura, una vecchia tecnica ormai datata che è ancora utilizzata, la tecnica di Seldinger. Con un agocavo si punge un'arteria o una vena, all'interno di questa cavità del lago si inserisce un filo e su questo filo noi inseriamo tutti i nostri materiali che navigano all'interno dei vasi e raggiungiamo in questo modo, con due semplici movimenti che sono la rotazione in un senso o nell'altro e l'avanzamento o la ritrazione, navighiamo in tutto il distretto vascolare. Apparecchiatura d'avanguardia, prima in Veneto, frutto di una cospicua donazione testamentaria da parte di Liliana Busetto, del valore di oltre 700.000 euro, effettuata dall'Associazione Amici del Cuore, nel segno della continuità. Abbiamo regalato una Ferrari a un ottimo pilota, ecco. Siamo contenti per quello, siamo sicuri che la macchina verrà adoperata bene, verrà adoperata al massimo delle sue possibilità. Una battuta che io dico sempre: il primario nostro arriva per primo e va via per ultimo, è sera, e quindi sarà una macchina che lavorerà tanto.